Attorno all'Agragas si è creato finalmente un po' di gruppo e la conferenza stampa di martedì scorso ha fatto un po' di chiarezza sul futuro. Ne abbiamo approfittato per confezionare uno speciale Agragas con le interviste ai vari intervenuti che si sono soffermati sul prossimo futuro del gigante. Tutto parte dalle tanto desiderate Torri Faro e dalla loro imminente realizzazione, per le quali è stato sottoscritto un finanziamento tra il governo nazionale e il governo regionale, che fa parte di una serie di progetti destinati alla Sicilia attraverso i fondi FSC, vale a dire Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 1.033.000 euro sono destinati alla realizzazione dell'impianto di illuminazione e efficientamento energetico e domotico dello Stadio Seneto. In proposito abbiamo intervistato l'onorevole Giussi Savarino. Onorevole Savarino, dunque per fare un grosso progetto bisogna fare gruppo essenzialmente e mi fa piacere che dopo tantissimi anni attorno all'Agragas si è creato questo alone fantastico che speriamo possa portare a quello che è una sorta di Atalanta, tanto per fare un esempio importante. Certo, è quello che serve, fare squadra per uno sport che vive di comunità, di squadra, quindi è importante che questa città possa guardare al futuro con una speranza, uno stadio che viene rimesso in bonis, che può anche operare, anche fare partite anche di sera, diventa più competitivo e quindi può anche pensare a nuovi acquisti come è già stato detto dalla governance. E peraltro questo finanziamento noi l'abbiamo seguito passo passo, scheda tecnica, tutto il progetto, insomma finalmente possiamo dare questa buona notizia ai tifosi e alla città di Agrigento, per cui guardiamo tutti insieme, l'amministrazione comunale, i nostri assessori, il governo regionale con il nostro assessore Alessandro Alicò e il lavoro che abbiamo fatto personalmente sia io che il collega Pisano, perché questo risultato possa essere un risultato concreto e ormai un fatto concreto, un impegno mantenuto. Ma dietro l'angolo ci sono altri finanziamenti per rendere lo stadio più efficiente in tutti i settori. L'onorevole Pisano, al nostro microfono, ci illustra meglio i progetti e gli interventi che verranno apportati. Onorevole Pisano, da ragazzino un tifoso dell'Agragas, oggi un affermato onorevole, ecco, cosa si prova a dare qualcosa di sé verso il gigante? Guarda, l'emozione è stata grande quando fu firmato il patto di coesione tra la regione siciliana e il governo Meloni, cui io faccio parte del governo di centrodestra di maggioranza. Quello perché? Perché finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo che sin da piccolo sentivo dire sempre negli spalti della curva sud. Gli manca l'illuminazione, non ci faranno mai i pali, questa squadra non potrà mai andare in Serie C, allora Serie C, oggi Lega Pro, e invece oggi è realtà. Ho lavorato sin da subito, da 3 anni a questa parte, affinché il progetto venisse finanziato. Oggi con i fondi europei, i fondi di coesione, l'Agras, lo Stadio Seneto, avrà il suo impianto di illuminazione. Io devo ringraziare gli assessori sia Pipero che Ciulla, il sindaco, che mi sono venuti dietro naturalmente a questa progettazione. Ma oltre a questo devo ringraziare l'assessore Aricò e soprattutto il governo Meloni, che è attento e molto attento a tutte le esigenze territoriali, di cui il nostro territorio, un territorio depresso, e andava naturalmente fatta un'opera importante. Oltre a quest'opera abbiamo anche tante altre opere. E nell'ambito sportivo è stato finanziato in maniera diretta, quindi da settembre-ottobre avremo il decreto, subito dopo naturalmente ci sarà il decreto e si inizieranno i lavori, quindi l'Agras, il gigante, avrà la sua illuminazione. È stato restituito un maltorto, forse l'onorevole Pisano, ragazzino, non ricorda che quando c'è stata la prima trasformazione del Seneto dal fondo in terra battuta in erba, ecco, allora quel progetto prevedeva l'illuminazione, che poi non si fece perché si è detto che soldi ce n'erano pochini. Quindi diciamo che oggi si è restituito un maltolto. Ma a parte le Torri Faro, lei poco fa ha detto una cosa molto importante, che l'Agragas non verrà lasciato solo e che ci saranno altri contributi e altre cose per cercare di dare un aspetto migliore a questo
a questa struttura? L'Agras è la città della squadra, è la città degli agrigentini e di tutta la provincia, perché comunque è la città capoluogo. L'Agras ha bisogno di investimenti per arrivare a livelli eccellenti, perché siamo Agrigento capitale della cultura. È forse bellissimo che oltre a festeggiare Agrigento capitale della cultura nel 2025 potessimo festeggiare una promozione, ma per questo ci vogliono le risorse sia per la squadra che per la struttura. Il primo passo è stato fatto, ora lavoreremo per dare seguito agli altri due obiettivi, quello di rafforzare la società dando dei contributi e l'altro quello di naturalmente armonizzare lo stadio con le tribune, con sia coperta, con la tribuna scoperta e le curve, i quali soffrono oggi uno stato anche di degrado. Da tifoso pisano ai tifosi di sempre, cosa possiamo dire? Forza Agragas, e che io ci sono sempre. Il sindaco di Agrigento Franco Amici che ricorda la figura del padre che ha indossato negli anni 40 la maglia di guardiapale dell'allora squadra locale Agrigento e parla anche della grande affezione che lo lega al gigante e di continuare a lavorare sotto traccia per il bene non solo della città ma anche dei tifosi agrigentini. Sindaco Amici che finalmente l'Agragas sta per decollare, bisognava fare gruppo e mi sembra che oggi sia stato veramente bello vedere tutti attorno a un tavolo e pensare a quelle che potrebbero essere le sorti del gigante. Sì, hai detto bene, bisognava fare gruppo e questa è stata sempre la mia prerogativa. Io sono stato sempre inclusivo e ho raggiunto i miei obiettivi sempre facendo squadra. Questo è uno dei risultati principali. Da tantissimi anni, forse da più di 40 anni si parla dell'impianto dell'Università del Seneto, non era mai stato realizzato. Io appena eletto sindaco l'ho messo tra le mie priorità, finalmente dopo 3 anni di lavoro intenso e lavoro politico ma anche lavoro tecnico con i progettisti, finalmente siamo riusciti a ottenere i fondi di sviluppo e coesione che l'Europa ha trasferito all'Italia, il governo italiano ha trasferito alla regione siciliana con un patto firmato dalla Presidente del Consiglio Meloni e Presidente della Regione Schifani. Finalmente Agrigento potrà usufruire anche di questo finanziamento e nel giro di pochi mesi si potrà indire il bando e quindi ci sarà la gara per l'affidata l'intero lavoro. Diciamo che tutto è frutto anche di particolari coincidenze. Agrigento città della cultura, ecco, c'è anche questa bella novità che riguarda la struttura del Seneto. Diciamo che tutto sta procedendo in maniera perfetta. Sì, io spesso non amo fare proclami, non dico magari quello che faccio, io voglio soltanto dare informazioni con i fatti ai miei concittadini. Questa è una delle risposte che io volevo dare. Spesso non mi sentono parlare, ma io in questi 3 anni ho lavorato anche per questo. Questo è un risultato amministrativo importante. Cioè siamo riusciti, prima col governo Musumeci, ora col governo Schifani, a ottenere un qualcosa che gli agrigentini hanno sempre voluto, per dare anche dignità a una squadra, la squadra del cuore, dove mio padre ha militato, è uno dei primi portieri dell'Agas, parliamo degli anni 40, quindi capite bene un pezzo del mio cuore, della mia famiglia si trova proprio in questa squadra. Anche il presidente Carmelo Calleri gioisce di queste novità, sottolineando che l'unione generale di intenti che deve coinvolgere non solo la politica, ma deve essenzialmente coinvolgere anche la classe imprenditoriale ed anche civile. Presidente Calleri, dunque per portare avanti un progetto importante come quello del gigante occorre fare gruppo, bisogna fare gruppo con chiunque. Tutti sono invitati a dare una mano di aiuto a questo gigante. L'Agragas è una città sportiva, vive di aiuti, di finanziamenti, perché dobbiamo portare tecnicamente questa squadra ai vertici, per quello che effettivamente merita la città di Agrigento e anche l'intera provincia. Dobbiamo essere un punto di riferimento anche per le altre città vicinore, per cui chiediamo e ringraziamo coloro che ci hanno dato questa mano di aiuto in questo finanziamento per lo Stadio del Seneto, che è di vitale importanza. Rimaniamo una società sportiva, non abbiamo in questo momento come società, non patteggiamo per nessun partito, considerando le elezioni molto vicine. Vogliamo che anche gli altri si adoperino per arrivare insieme ad un risultato
veramente eclatante per la città di Agrigento. Si è parlato anche che l'Agragas non verrà lasciato solo, mai. Lo ha detto anche un super tifoso, l'onorevole Pisano, che ha anche aggiunto che ci saranno altri finanziamenti per poter dare un assetto più elegante a questa struttura che con gli anni comincia un pochettino a scricchiolare. Esattamente, noi abbiamo avuto una prima interlocuzione diretta con il sindaco, l'ultima partita che abbiamo vinto il campionato, poi abbiamo avuto l'assessore Gerlando Piparo, molto vicino, molto tifoso all'Agragas. Si è realizzata grazie a un interessamento di questo gruppo politico per avere questo finanziamento. Adesso dobbiamo portare avanti altri risultati. Speriamo che l'imprenditoria agrigentina e anche della provincia si interessi all'Agragas sotto qualsiasi forma di aiuto, di contributo, di pubblicità, affinché possiamo realizzare quei sogni. Oggi siamo noi, domani, fra un anno, 5 anni, possiamo anche non esserci, l'Agragas rimarrà sempre. Quindi tutto il nostro sforzo, tutti i nostri aiuti sono volti a consolidare fortemente l'Agragas Calcio. Ma ci sono anche delle novità importanti sotto il profilo organizzativo e tecnico della futura Agragas. Il DS Peppe Camaratas ci anticipa che entro questa settimana verrà scelto il nuovo tecnico biancazzurro. Addio dunque a Marco Coppa. Si sta lavorando ad una rosa di 3 validi tecnici e con il prescelto si formerà la nuova rosa. Direttore sportivo Peppe Camarata, allora ci sono tutte le premesse affinché si possa finalmente alzare quella famosa asticella e presentare in ascita di partenza un gigante altamente competitivo. Le novità sono tante e diciamo che finalmente si riesce a fare un po' di gruppo. Sì, ho assistito alla conferenza stampa stamattina, devo dire che c'è finalmente quella unità di intenti importante per una squadra di calcio che vuole programmare un futuro non nell'immediato ma nel biennio, per vedere di poter riportare, o per meglio dire riportare l'Agragas tra i professionisti. Perciò si inizia a lavorare in maniera più serena e penseremo adesso al campo, come si può dire, a fare arrivare quei profili che mancano per puntellare la nostra rosa ed individuare il nuovo allenatore, che penso che per fine settimana si potrebbe chiudere il cerchio. Ecco, si parla di nuovo allenatore, un grande ringraziamento chiaramente a Coppa per quello che ha dato, ma oggi l'Agragas deve voltare pagina. Assolutamente sì, Coppa e tutto lo staff tecnico hanno fatto un lavoro egregio, hanno fatto un grande lavoro, il mister ha interpretato alla grande il compito che gli era stato affidato, raggiungendo la salvezza con 1 mese e mezzo di anticipo, però si sa che nel calcio tante volte quando finiscono le stagioni poi tra proprietà e tecnico se ci si confronta e magari si capisce che è meglio che le strade si dividano, non vuol dire che se si dividono le strade è perché l'allenatore abbia fatto male, perché tra le altre cose nel caso di Coppa i fatti dicono che ha fatto un grande lavoro. Perciò ringrazio ulteriormente il mister Coppa, si volta pagina, stiamo analizzando 3 profili di allenatori che potrebbero fare al caso dell'Agragas e penso che per fine settimana potremo sciogliere le riserve ed annunciare il nuovo allenatore dell'Agragas. E concludiamo con Francesco Nobile, da sempre accanto al gigante, che ha seguito con attenzione l'evoluzione della conferenza e adesso si rivolge, come sempre, ai tifosi di fede biancazzurra. Ciccio Nobile è da sempre un super tifoso dell'Agragas, un collaboratore che tutti vorrebbero avere accanto. Oggi hai seguito un po' la conferenza stampa, si è parlato del futuro non solo dell'Agragas ma anche del Seneto. Ecco, che sensazioni hai e che cosa vorresti dire ai tifosi? Innanzitutto vi
ecco, faccio i complimenti a tutti i presenti per quello che hanno detto, per quello che hanno fatto, perché oggi è realtà. Ed è giusto che venivano a spiegarci quello che avevano fatto, del lavoro e di tutto, insieme alla dirigenza, perché per programmare giustamente la dirigenza vuole le garanzie. E i tifosi dicono di starci sempre vicino come hanno fatto, perché questo è l'anno della svolta, perché oltre a queste cose la società sta lavorando per alzare l'asticella, come diceva il presidente Deni, il padrone il Callari e il padrone. Noi dobbiamo essere presenti come abbiamo sempre fatto. Ecco, questo io dico ai tifosi e alla città di Agrigento, stateci vicini che ci divertiremo. Dobbiamo ringraziare questa dirigenza per i grossi sacrifici che fa.